Il comune di Favara è ufficialmente in dissesto finanziario, anche se l'ultima parola spetta alla competente commissione presso il Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti. Il Consiglio Comunale, organo preposto alla dichiarazione del dissesto, ieri sera ha votato la proposta dell'amministrazione comunale a 5 Stelle della sindaca Anna Alba. Una votazione dal risultato scontato con 13 consiglieri favorevoli, tutti quelli del Movimento 5 Stelle, tranne il presidente Salvatore Di Naro che ha preferito astenersi, 9 i contrari, i consiglieri di opposizione, tranne il consigliere Salvatore Giudice che ha preferito uscire dall'aula. Entro 5 giorni l'atto deliberativo, che è stato dichiarato di immediata esecutività, dovrà essere trasmesso alla speciale commissione del Ministero dell'Interno e alla Procura presso la Corte dei Conti, che dovranno esaminare i dati e dare il loro via libera al dissesto, se ritengono che le carte e le argomentazioni prodotte dal Comune siano a posto. Un consiglio comunale destinato a passare alla storia, che ha decretato il fallimento finanziario di Favara, che la sindaca Anna Alba non ha esitato un attimo e, non usando certo mezze parole, ad addebitare alle precedenti amministrazioni comunali. Proprio la sindaca ad inizio dei lavori ha spiegato le ragioni dell'urgenza, ma soprattutto ha cercato di convincere che il dissesto è l'unica strada percorribile, già tracciata da tempo, e che anche i consiglieri di opposizione dovevano votare. Argomentazioni che, come era prevedibile, non hanno fatto presa sull'opposizione, ad iniziare dagli estremi di urgenza, contestati aspramente dai consiglieri di minoranza, che poco prima dell'inizio della seduta avevano inscenato una manifestazione di protesta per dire no al dissesto, con striscioni in piazza Cavour dinanzi al Comune. Quindi l'inizio del Consiglio Comunale, che, diciamolo subito, non è stato bello a vedersi, con toni aspri messi in campo, ma anche per le continue cadute di stile e per i troppi scontri verbali tra alcuni consiglieri comunali di minoranza verso la presidenza, che molto spesso è stata debole e fragile, facendosi scappare di mano la direzione della seduta. Ne è derivato che l'aula Falcone e Borsellino, luogo principe preposto per la discussione politica e amministrativa, ne è uscita mortificata. Il no al dissesto è stato scandito da tutta l'opposizione, che ha stigmatizzato la decisione dell'amministrazione comunale di non dar corso al piano di riequilibrio, magari rimodulandolo, preferendo il default. Favara, se il dissesto verrà accettato, sarà gestita in tandem. Da una parte i 3 commissari ministeriali, che avranno il compito di gestire il pregresso e risanare le casse con le azioni che riterranno opportune, dall'altra la giunta comunale, che continuerà a governare per l'ordinaria amministrazione con un bilancio risanato ma ridotto al lumicino, e naturalmente con il Consiglio Comunale.